È un quadro che ci aspettavamo ancora arrivi e ovviamente noi abbiamo detto di no, totalmente no, assolutamente c'è indisponibilità, visto e considerato che siamo una delle prime 3 regioni per l'incidenza di immigrati nel territorio. Il Ministero dell'Interno parla dei flussi di questi profughi, ma la verità è che noi abbiamo 514.000 immigrati che incidono più o meno sull'11% della popolazione, che vuol dire che siamo la terza regione d'Italia. Poi a scalare abbiamo regioni con l'1%, l'1,5%, 2%. Se volessimo guardare i dati, questi sono i dati reali. 514.000 immigrati in Veneto, tra i quali ovviamente 42.000 senza lavoro. Le caserme dismesse le abbiamo già bocciate noi qualche mese fa, facendo certificare che sono dalle discariche a cielo aperto. Stamattina ho aggiunto che in Veneto noi non vogliamo neanche le tendopoli e che gli immigrati li mandino nelle altre regioni e inizialmente si dovrebbero aiutare a casa loro. Io penso che il dramma di quel barcone è che qualcuno si è arricchito con più di 1 milione di euro per quel trasporto. Gli scafisti si arricchiscono e i profughi muoiono in mare, 3.600 l'anno scorso, già 1.600 quest'anno. Abbiamo capito che questi trasporti sono a rischio, le soluzioni sono 2, o ce li andiamo a prendere in sicurezza, e io dico di no, oppure facciamo in modo che non partano da lì e vengano accuditi, ristorati, curati e assistiti direttamente in loco, quindi i campi profughi lì, le tendopoli lì, rispettose ovviamente della dignità, come sappiamo far noi.